Milano. Servizio straordinario di controllo del territorio della Polizia di Stato in zona Lambrate. Lo scorso venerdì 19 giugno, in zona Lambrate, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio coordinato dal commissariato di PS Lambrate. In piazza Bottini ed in piazza Gobetti, infatti, i residenti avevano segnalato assembramenti di persone e spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo il commissariato, oltre ad intensificare la vigilanza con la volante di zona, è intervenuto con un servizio di controllo specifico. Durante il servizio di venerdì sono state identificate 37 persone, di cui 17 con precedenti penali. Gli agenti del nucleo specializzato della polizia locale per la tutela degli animali, che ha collaborato al servizio per gli aspetti di loro competenza, hanno elevato 6 sanzioni amministrative nei confronti dei possessori dei cani per mancanza iscrizione all'anagrafe canina. Complessivamente, nelle ultime 3 settimane, in zona Lambrate, sono stati effettuati 6 servizi pianificati di controllo del territorio che hanno portato all'arresto di 2 persone per spaccio di stupefacenti e la denuncia in stato di libertà di altre 6 persone per il medesimo reato. Sono state inoltre identificate altre 107 persone. Dal 30 giugno al 31 ottobre torna la pedonalizzazione di via Ascanio Sforza nel tratto compreso tra via Scoglio di Quarto e via Conchietta. La Giunta ha approvato la delibera che istituisce il divieto di transito per le auto nelle ore serali della settimana e per tutta la giornata del weekend. Un provvedimento già sperimentato nel corso delle scorse estati che consentirà ai commercianti di utilizzare lo spazio per tavolini, sedie e ombrelloni nell'ambito delle nuove procedure semplificate per l'occupazione del suolo pubblico. Per garantire un'adeguata compensazione alle esigenze di mobilità dei residenti delle vie limitrofe, nelle stesse fasce orarie saranno istituite zone a traffico limitato temporanee in via Scoglio di Quarto, Corso Manusardi, via Bettinelli e via Lagrange. L'accesso alla zona a traffico limitato sarà comunque garantito ai veicoli dei residenti e domiciliati nelle vie interessate dal provvedimento, in possesso del permesso rilasciato dal comando di zona 5, mentre l'accesso all'area pedonale sarà garantito ai soli veicoli diretti a proprietà il cui accesso implichi la necessità di transitare nell'area pedonale stessa. Tutto fin troppo facile al Via del Mare per il Milan di Pioli, che surclassa per 1-4 il Lecce, lasciandosi alle spalle così l'eliminazione di Coppa Italia e dando una risposta importante in chiave campionato. Castillejo, Bonaventura, Rebice e Leao calano il poker rossonero contro i salentini, apparsi impotenti e non in grado di tenere testa ai rossoneri. Di Mancosu sul rigore, il momentaneo pari giallorosso. Il Milan c'è. Gli uomini di Pioli, sin dai primi minuti in partita e motivati, hanno dato prova di grande forza e spirito di sacrificio grazie a un pressing alto e creando diverse palle gol con l'ispirato duo Castillejo-Çalhanoğlu. Lo spagnolo, oltre alla realizzazione del primo gol rossonero e ad un paio di conclusioni pericolose, si è messo in mostra con un'ottima prestazione difensiva, sempre disposto a raddoppiare e a dare una mano a Conti. Il turco invece, aggirandosi da trequartista e anche per via dei ritmi non troppo elevati, è uno spettacolo per gli occhi. Il 10 rossonero inventa calcio vero in quel di Lecce. Pioli e il Milan si augurano possa essere determinante anche per le restanti 12 gare. Bene anche la prova della retroguardia rossonera, mai messa in serio pericolo da un Lecce apparso fin troppo arrendevole, soprattutto nei primi 45 minuti. L'immediata reazione rossonera, infatti, col gol di Bonaventura, ha tagliato le gambe ai padroni di casa, che 3 minuti più tardi hanno addirittura subito il terzo gol, facendosi sorprendere in malo modo e in contropiede. Bene anche la prova del subentrato Leao, che, come nella mimica dell'esultanza del gol, zittisce le critiche siglando il suo terzo centro stagionale in Serie A. Un Milan apparso dunque ritrovato sia mentalmente che fisicamente. Per la corsa all'Europa, Pioli e i rossoneri si giocheranno le loro carte fino alla fine.